In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto qui a Marghera per la sintesi di quanto illustrato durante la consueta conferenza stampa del Presidente del Veneto. Il contagio in regione presenta un timido incremento che è un incremento progressivo anche tra i ricoveri in ospedale. Preventivamente la regione sta già pensando, redigendo un nuovo cronoprogramma di eventuali sospensioni di attività sanitarie laddove si presenti la necessità. Al momento non è ancora stata sospesa alcuna attività, ma insomma si sta predisponendo preventivamente qualora si dovessero incrementare i posti letto per i malati Covid. Al momento assolutamente no, però si prevede tutta, come si può dire, un cronoprogramma che viaggerà, diciamo, parallelamente all'andamento del contagio. Cioè, pensate solo che in questa fase, a differenza dell'altra fase, pensate alla fase autunnale, noi non abbiamo solo il problema dell'impiego di risorse perché aumenteranno i Covid point per i tamponi piuttosto che perché avremo più pressioni in alcuni reparti, ma avremo anche l'utilizzo di risorse per le vaccinazioni. Quindi è un piano che viene reiterato, che stabilirà degli standard, no? Dirà, bene ragazzi, quando si arriverà qui cominciamo a chiudere. Vi ricordo che noi la fase autunnale e invernale siamo riusciti a gestirla chiudendo il meno possibile e questo ci è stato riconosciuto, a differenza di marzo dove abbiamo chiuso tutto. Per quanto riguarda la questione delle scuole, da giovedì andranno in didattica a distanza tutti gli allievi delle scuole superiori della seconda e della terza media di 3 distretti sanitari che presentano un'incidenza di contagiati superiore a 250 su 100.000 abitanti. E si tratta dell'Alta Padovana, dove già 4 istituti scolastici sono chiusi, del distretto di Asolo e del distretto del Veneto orientale. In questi 3 casi l'incidenza è di gran lunga superiore ai 250 casi. Le province che però presentano le situazioni più problematiche sia dal punto di vista dei positivi ma anche dei ricoveri ospedalieri sono quelle di Padova, Treviso e Verona. Per quanto concerne il piano vaccinale si stanno definendo gli accordi con i medici di base, ma è stata raggiunta anche un'intesa per impiegare su base volontaria in Veneto circa 1000 specializzandi che appunto dovranno e potranno collaborare proprio per il piano vaccini che entro la fine di marzo e da aprile dovrebbero arrivare in quantità. Il significato è che si è visto adesso con tutti i lavori che si stanno portando avanti, sono comparsi in letteratura e anche con la situazione nazionale, che effettivamente il setting di scuola rispecchia quello che è il setting della popolazione. Per cui rallentando quella che è la presenza e la mobilità che la scuola comporta, il tentativo e l'obiettivo è quello di rallentare la circolazione del virus nella comunità e quindi evitare poi i provvedimenti che potrebbero essere più, diciamo, come si può dire, importanti, che potrebbero incidere negativamente in termini di restrizione su quella comunità. Pertanto si va verso questo tipo di possibilità. È chiaro che se dovesse invece esserci la presenza, l'abbiamo detto la volta scorsa, di un cluster di varianti in una scuola, allora lì può essere mirata alla singola classe o al singolo istituto, dipende dalla diffusione della variante in quel contesto. Anche se l'incidenza non è. Anche indipendentemente invece dall'incidenza nell'ambito, diciamo, dell'area in cui insiste il singolo istituto, quello diventa ancora più mirato.